E beniusu, ben agattausu a questa puntata noa de Comunichendi, deuso sempre Alessandro Pani, e questa est sta trasmissione che fu data a pizzu de tutto is produzioni de cultura, de scrittura, de cinema e de tutto canto esti de importo umano po fai sempre sichiri questa lingua bella che esti su sardo esti bia. E oi esti con nosusu, esti bene a sagattai, unu scrittori de romanzo, de conto, de poesia e pure de teatro, che esti Giovanni Paolo Salaris. Bene agattao Giampaolo. Saluti a tutti. Ecco Giampaolo, noi su zerriau, proprio voi tu sei una figura di importo umano vostra scrittura in sardo, però tu su sardo, come ti das imparau? Su sardo dopo imparavo da mamma mia. Quando donna sul latte cominciava a questionare e a volte a cantare pure. Questo bollinè che tu hai imparau, nanti sei su sardo e appunto sei italiano. A Marolla. Poi quando sono andato a scuola, a Marolla, sa maestra ha fatto questionare scetti me italiano. Quando a scuola poi è vestita brumana, santa addirittura minacciao che questionando in sadro paghiamo pena. Ecco, tu sei di questa generazione che stetti a, come ti si narra, scutta fusti. Scutta fusti proprio no, ma sicuramente, per esempio in collegio, dove viene esposizione a chi intendente questione in sadro. Di avero. Noi siamo abituati a questionare in sadro, già i prodotti a scuole elementari e fino ai media. Quando si arriva ai media, poi Sante no, e noi non fai da questionare in italiano, in sadro, devi questionare scetti in italiano. E santo obbligato. Io mi ricordo che in collegio, quando siamo parlato, non è uso un 2 mesi, non scetti questionare italiano. Pensa addirittura italiano. Già scarescendo su sadro. In 2 mesi, sì. In 2 mesi, sì. Questo tutto sul nostro ciocchetti, siamo obbligati a questionare italiano. Questo è la regola e questo dobbiamo rispettare. E questa è stata una cosa, potevo dire, legge a meda, po' su popolo sardo, no? Che succede in suo passato. Ma in sa, su popolo sardo praticamente non esistia da me scuola. Non esistia per nulla. Già esiste pago muro, con la verità. Perché su sardo è stato cancellato, non è usato proprio da questa scuola. Pensa quando su sardo non torna da scuola, su sardo ha da perdere sempre del bruso. Ecco, tu hai cominciato appunto a scrivere. Hai imparato italiano, questa è la storia cosa tua, hai imparato italiano, sei laureato e tutto canto e hai dentro questa passione per questa scrittura. Come hai cominciato Giampaolo? Dopo cominciare quando siamo andati a scuola come insegnante, come maestro proprio. E già il primo 8 che siamo andati a scuola con picciocchetti del terza media, e in sala via maestro supplente, per un scanto mese, e poi insegnavo in Masullas. Masullas. E poi cominciavo già da lì, già che noi daliamo un po' di tempo su quelle ore libere che noi daliamo, e ho fatto una ricerca a suba de spregatorias dessa zona de Masullas. E abbiamo scritto con spicciocchetti e abbiamo addirittura lasciato in segreteria come il risultato proprio di questa ricerca del sadro. Questo ho sempre pensato che su sadro fa parte del nostro. E gli spicciocchetti sono dispregiati. I sadri abbiamo oramai a Savine degli anni 70 e spicciocchetti pure che stiano ancora a meda in sadro. E dunque su chi devo a imparare e a disinsegnare via la lingua in solo. Questa cosa importante via questa, cioè a non desiliare nulla di su chi appartiene a esso. Ecco, in italiano però hai scritto pure, no? Naturalmente, Cristiano aveva scritto nessun proso italiano, non è uso. Ecco, poi da lui intra italiano, intra sardo, quanto romanzo hai scritto? Tengo un romanzo scritto su 13. Ma poi è capitato a Icci Bosotti,
non vuoi te devo appoggiare di scrivere a parola un romanzo o cosa dice. Solo un romanzo che ho scritto è un romanzo italiano, Attentato al Duce, e sul risultato di un laboratorio di teatro che ha fatto in Arborea, con lingua italiana, ma a mischiata con la lingua sadra dei Sadros e con la lingua veneta dei Venetos. Veneta. Veneta addirittura, quindi ha fatto una ricerca su documentinare espressioni linguistiche venetas, sempre intervistando le persone anziane. Perché tutte cose chiedenti bene la lingua, no? Altra cosa. Certo. Ecco, hai guardato del teatro, tu hai scritto un meta per su teatro puro, uno scanto funto in sardo, che non dotto, ma non mi ricordo, quante opere hai scritto per su teatro, Giampaolo? Tengo scritte oramai 23 opere, già è tutto pubblicate. Tutto rappresentate? Già è tutto rappresentate, mentre che in disia scetti due che noi ho rappresentato. E funti praticamente tutto in sardo. Scetti che in collaboratorio o in scuola e sti un vaghetto mischiata questa cosa, un vaghetto italiano e un vaghetto sadro. Ma per il resto, le commedie che vedevo con questa compagnia che tenevano noi in Terraba, Sardegna Mascaras, funti commedie in sadro. Ma non un sadro di cose che oggi non si comprende per uso. Ne manco dei anni. È su sadro che cristiano noi, che cristiano un sadro in questo tempo. Ah, ecco, noi sti su sardo che stiamo voi da noi, i moi, perdonami, su sardo delle ambientazioni della commedia. È su sardo delle ambientazioni della commedia, ma è su sadro che devo comparare da quando via obiettivo. Ecco. Dunque è su sadro di mamma mia, non è uso. Ed è esatto il socio di questa associazione. E come è che è arrivato questo topi con su teatro? Questo topi con su teatro è arrivato sempre in scuola lo stesso. Ah, ecco. Perché ha pensato, intanto viaggio, mi rendo conto, viaggio in suo tempo da scuola di marito, tempo prolungato, se non nada, e mezz'ora di tempo prolungato ha potuto questa combinazione di essere in compresenza, come ti sei nata in Saras, in compresenza con un'altra collega che insegnava inglese. E io pensavo, tutte due, devai descrivere una commedia, e quindi devai, con spicciocchetti, una commedia che poneva in mezzo le tradizioni della Sardegna e le tradizioni del mondo anglosassone. E dunque Halloween, poi inglese, e Maria Montavoro, per noso. Ah, ecco. Ambientata sa notte dei morti, questa è questa cosa più importante. Infatti, io seriata Maria Montavoro, questo è il personaggio che teniamo noi, su mito naneoso, e sappiamo Maria Montavoro, sappiamo che passata su notti, con quelle cose che pungiva, con due schidoni mancai, che lui non rilassasse, stava asciutta su notti. Ah, stava asciutta, volete? No, io stava asciutta, questa tradizione via della sai, soprattutto della asciutta, via poi morto, ma non ha che chi non rilassasse, passiamo Maria Montavoro e sta passa a prendere. Ah, dai, Ci via su conto voi spicciocchetti, naturalmente. Ecco, appostisi di questa commedia, di questo inghizzo, narauso, e te succede? E succede che questa commedia Maria Montavoro è realizzata un scantotto con due classi differenti e ha sempre dentro un successo del pubblico. La gente corria praticamente, non scende perché lo diventa il mamma sei babbo e il nonna se manca che ascoltante. Ma poi sa gente dispragia proprio quando ha raccontato queste cose becce, perché diventa conto se documenti mia famiglia si fa dire. Però questa commedia fiera in sa novidadi, perché ha proposto in mezzo e ho posto in mezzo sa cultura des ingressos con Halloween e dunque arriva da, questo è il secondo, arriva da in due famiglie sadra tradizionali tanti bonai con suo bobino sempre un pochino arretrato e suo bobino invece desidiosa del novidades e dunque
io pensavo, i femmine di questa famiglia, mamma e figlia pure, di abitare una picciocchetta di Inghilterra, a sua famiglia. Di tanto abitita e succede, ma questa che stiamo scelta inglese, come ti vedevo, questo satro, e ognuno ha questa tradizione cosa sua, e dunque se come ti arriva questa notte dei motos, uno in giovane andando a festeggiare Halloween, e invece sono andati a commenti Halloween, e c'è da usare Maria Montaporo, no, e os altri fate con gustarlo, e te Allo. Allo. Ma allo altra cosa è la su beccio. E c'è un suo che lo giocava su. A posto costa poi a pensavo che le commedie sarde non de piantessi fatte in fotocopia o già in fotocopia come ti vedi a Garau, ma le piantessi ambientate in suo tempo su, sempre in suo tempo corrente, in suo tempo nuovo, in suo modernità. E dunque la seconda commedia che io organizzavo con i spicciocchetti sempre in scuola è Giulietta e Romeo. Giulietta, eh? Giulietta e Romeo. Ah, Romeo. E Romeo. Giulietta, però. Una commedia, anche un gruppo di teatro, cicada de moi in scena Giulietta e Romeo, Romeo e Giulietta di Shakespeare. E invece tutto il secondo giro a sua dei personaggi a tutto. S'amore del suo, che si lascia con sua bobida, s'altro che è divorziato, ma è divorziato fonte medes, e questo è separato, e quest'altro. Insomma, siamo modernitari di questo periodo, se uso a singizio dei anni, già in anni 80, in anni 2000, fiasa costenda su 2000, e dunque già sa famiglia via da un problema di separazioni, eccetera. E poi pensavo che fiammello a contare un conto sempre attuale. E ho seguito. Praticamente in tutte le commedie, queste commedie sono sempre ambientate a sua modernità. Ecco, la commedia sarda in generale è stata sempre di importo umano in Sardegna. Perché mi ricordo quando facevamo Viticheddu ci vianta sempre scommedias, sono andata con sa carità a Castiai a ascoltare scommedias. In moi sta ancora di aici, sa gente sigide ancora andai, punti rappresentanti commedias sardas. Noi abbiamo questa esperienza che in vita è pochi si conosce, 20 a ascoltare. Io non ho attento sempre un apprezzo umano davanti del suo pubblico, della gente. Non so che siete conosco, però potete che si conoscete. Però che andas in un'altra vita non si conoscete, non credo che il suo pubblico anda a fatto senza conoscere questa gente. Penso che questo vale di posto sadro, ma vale di puro posto italiano. Che noi è gente della televisione, questa gente di noi non si muove. Ah, ecco. Ecco, si chiede a questionare tutta questa produzione cosa tua, a parte che supportavo sul romanzo dove fate subire Vinza Zammorri, che è scritto in sardo con questa traduzione in italiano, questa pagina a facci, ecco, questo a pizzo dei testi. Questo è un conto lungo, che nasce quest'opera questo romanzo nasce da questo teatro. Un componente, Claudio Mereo di Nantes, Carlo Mereo, del suo stesso gruppo Cosa Nostra, ma pedio sopra lei, descrive in sadro un monologo, una verdade o isso. E dunque questo è partito proprio da questo primo traballo che ha scritto da Sadro, un conto che ha pagato pure un premio a Fordongianos. Ah, ecco. E apposta se dopo questa verdade non è una verdade di Peppe Brocco, una volta che devo rappresentata, dopo trasformata, aumentata, con tante altre storie, non è uso, in modo da fare un romanzo. Guarda che avanti un vaghetto in Zuglio, non è uso,
sono preso un professore che ha ottenuto già di ora da scuola, il professor Virdis, che me si conosce, un linguista, che ha legge in quel romanzo cosa mia, e ha legge pure su come scrive in sardo, e mi ha detto, tu ti tocca da scrivere un romanzo che sei capace di lo fare. E ci dopo Grete, dopo postumamente, non è so, e deve essere questo romanzo. E avventavo in questa zona nostra, di questo povero, Peppe Brocco, che un pastore che diventa condannato a 30 anni essendo innocente. Tutta questa vicenda di questo del romanzo andata a sua adesso, io vi commentando da finire sotto sua. Non lo conto sul finale, No, certo. che lo legge meglio. Certo. Ecco, asina che gusta di vincere su premio Fordon Janus, però potendite premio su tu da vinto uno importante in meta per una poesia, per Mohammed, no, per su premio Gramsci sul 2008. Sì, premio Gramsci del 2008, e stavo contento, è stato il suo primo premio che ha pubblicato, non è uso, in poesia è importante, per me è importante, perché certe poesie buon ti bruso del suo coro che non da Sabina non comanda nulla. E ti sa bessita. Ecco, siccome ti più cadenesi su volle vapere ananti, poi Taddeo sciuga tu si da bolisi ligi oi. Si da leggero su questo che devo penso che ne balla Savena. E ascoltavo su noso. Giampaolo Salari si ligi Mohammed. Cantando stenia sta Mohammed, quando sa balla da ia trapassau. In braccio su babbo da ia daziau, con lacrima smeda de vevi, da ia potava saltare, troca con bandera spintadas. 2 anni tenia sta Mohammed, come ta suo figlio che ha pugriau. Cantando stenia sta Mohammed, quando de domo di vista vuvio, su mondo pensendi de poda caffai. Ci vista gettava su mari, i voci smallini assigendi, ci kende mesunda sfortuna. Ti vista brancava sta rocca, quando su mari si via trombolao, vedendo pedrone implorende piedade, o culpas mai commettidas. L'amata sta iantalupao, intrujas po sempre pamidas. Cantando stenia sta Mohammed, quando in sarruga da iantalassao, da iantadonao 3 soldi de prata, facendo promissas de gozo, los ingus posi spaziai, in domo de lusso pudescias. Potasta su stira sa vesta, quando su coro da iantaspollau, vestiri che mamma da ia preparau, cosendo con cantos di amore, sonnendi is stelle de oro, o villo de mamma stimau. 2 anni tenia sta Mohammed, quando su mondo da ia refudau. In braccio su babbo da ia daziau con lacrima smeda de vevi, da ia potava saltare, trocà con bandera spintadas. 2 anni tenia sta Mohammed. 2 anni tenia sta Mohammed. Zaccarraso in mano su questa poesia di Giampaolo, tutto sta regia e zaccarrando in mano. Poesia si fa di commuovi. Tocca su coro. Tocca su coro di avere. Poi sta vince su premio. Non riuscivo, non basta, credo. Poi da uno più, di piccioccheddo. Poi da piccioccheddo e sto piccioccheddo prodotto su ischi morti in guerra. E prodotto piccioccheddo su mascos e femmine che venti a sa parte nostra, me Italia e me nazioni civilizzate, con virgolette, nazioni ricche, potem un'altra vita. E a sa fine noi stiamo, sono prusi morti, e altri sono bestie schiavi da noi. Questo è il conto praticamente, è questa tragedia che noi abbiamo conosciuto e che conosciamo ancora. Ecco. Noi abbiamo conosciuto tempo fa, quando questa guerra di su attopiare a noi su pure, magari da non ci vediamo, tu pure non ci viasti ancora, però s'arrasto su puntava a raso, non pago, manca in moi,
Sentite su scaresciusu. A parte arrastos e sono pruso timmeoso che torna questa guerra. In questo paese si vede che questa cosa non è sicura. No, non è sicura per nulla. E se di morire è crescendo in meta. Ecco Giampaolo, tornavo su un pago, lasciato una pago a ponere da una parte sta scrittura fu dato a pizzo su del sardo, poi una dei smiras di questa trasmissione ci chiede comprendi come ti si può imparare ancora su sardo poi cose nuove che devono bessire ancora a pizzo di questa scrittura ma del cinema ed è tutto satro che si può tutte le produzioni che si può intivare con sarti e sa cultura. Ecco, in moi scrivere in sardo, i tabolinai si può fare, c'è gente che scrive in sardo. A scrivere e a imparare a scrivere. Sono pruso importante è questo. Devi imparare a scrivere primo e scrivere buono se lo questionai. E devi partire da questa lingua solo, ognuno da questa lingua sua. Che non sta imparare una lingua che non riconosci come lingua propria. E sa è una cosa completamente diversa. E sa se impari nel susadro come un VPO e impara l'inglese. E secondo non torna, insomma. Questa a scritto susadro e a impossessare quanta rotta dessa proprietà delle cose che ti appartengono a noi a tutto. È questo che io ho. E dunque non di una lingua che appartiene a un altro popolo. E dunque a inghizzare, e da toccare a inghizzare, del spicciocchetto puro, fai imparare a scrivere questa lingua solo. O che non questa lingua del suo nonno, o del suo babbo del sua mamma, che non addirittura del suo nonno. In quel laboratorio che ho fatto, addirittura, non si ho fatto legge ai spicciocchetti, sempre facendo con media in laboratorio puro, e ho fatto legge ai spicciocchetti su sadro, e ti viene capitato. Che chi è spipioso, chi intende a sa nonna, che sta onendo in sadro, viene buono a legge su sadro, pruso dei altri che non intendono su sadro ancora. Addirittura a legge. All'origine correntemente proprio. Questa cosa è stata di meraviglia addirittura poi maestra. E questo bolina che i regimi ci vunti. Ma quando muore i nonnas e i nonnos, se regina noi è andata a finire, se regina o è di alimentare, come ti segnala, come ti che avessi domata, o è di alimentare, che a parte da susciuttori non c'è nulla da fare. La lingua morre. E dunque se cosa bruso da importo che io da toccare e fare mo è a tornare a poi la lingua messa a scuola come una cosa obbligatoria. Non come una cosa deo sì, dolo, come te molte ho fatto in scuola, io ho proposto ai famiglie di scioperare un'ora d'esatro in scuola che dovevano vai o che non cuore di altra cosa, eccetera. Deseoso a suba de un 200 spicciocchetti su ci via a rinesce a ne vai una classe scetta. Una classe, a più di 200. Tutto esatto si interrafodava. E dunque, come tante fatte con noi, che santo obbligavo a questionare e a scrivere italiano, e a toccare a manco un'ora a sagida a fare questionare e scrivere e spicciocchetti su usato in scuola. Su usato in solo, non su usato inventato. Ecco, quali è questo sardo inventato? Sardo inventato è stato di questo che pratica questa scrittura, che non è che punti linguista, ma non tutto punti linguista, se può essere verità. E hanno fatto regole ortografiche a modo un solo, e hanno cominciato a poi messa in lingua sadra, fuori su che in sadro non ho mai praticato. E dunque si srebile. Se la lingua è una cosa che muta. Che sia lingua muta. L'inglese muta, eppure l'inglese è la lingua per noi, uso di importo, no? Cioè, uso che dà forza, c'è questa cultura avato, c'è questa ricchezza avato, c'è il potere del suo mondo avato, eccetera. E infatti si vede in italiano pure, che appunto in trend,
in un modo o in satro si punta in trend e fuori su ingresso. Completamente. E se lingua sadra è capitata la stessa cosa. E meisano su, primo, punti benioso, non è uso il romanos. A poste si punti benioso i spagnolos, a poste ancora i italianos, o comunque se lingua italiana. E mo arriva l'ingresso, arriva l'italiano ancora, eccetera, eccetera. E dunque questo si deve come tenere adeguare in qualche modo a su che capita. Poi io mi posso raccontare, ma se lingua sadra che adesso è grasi, ita lingua adesso. Se lingua de grasi, adesso è la lingua che ha da fuori dal suo popolo. Non adesso è la lingua di un vocabolario scetti o di un romanzo de sadro che nemo su ligidi e nemo su comprata. Questo è il problema di gusto di scrivere sadro e così pure. E chi compra un libro scritto in sadro? O commenta oi. Scetti che questo è un finanziamento di questa regione, ma è limitato pure a chi dona su finanziamento, a chi è buono scrivere in sadro o chi deve che giro ha fatto. Questo è sempre Certo. così. Questo romanzo che noi si portiamo su noi è pagato da questa gente che l'ha comprato, non è pagato da questa regione. Purtroppo questa politica va in questo ora. Ecco, però a pizzo su de questa cosa dessa lingua che si snarendi, che sti de importummannu, cuss'idea dessa lingua sarda comuna, tanti pensas a tui? Esti una cosa che si può fare, est utili, oppure de suo ognuno cercai de portare avanti questa chissà lingua sua, de sa bidda sua, non dusciu? E mo ci funti orientamento diverso, differenti su contrassatro puro. In basarda comune, e mo c'è scelta scritta, ma che si pratichi non è staici. Può essere che grasi, anteribai, a una lingua sarda comune scritta e conquadrata dedottoso. Può essere conquadrata dedottoso dopo che ognuno ne porti qualunque cosa a intro di questa lingua e che non venga da escludio, perché che una zona, una bida, una regione della Sardegna viene escludia, questa lingua non è più una lingua sarda, è una lingua di prepotenti che funti stavano capaci da imponere ai altri. Deve essere, come ti in italiano, un processo. C'è una cosa che anda da innanzi a bello e si afferma e diventa una cosa sicura, duratura, con suo tempo. Non obbligando. Non è tempo di obbligare una lingua e non s'altra. Come tapano prima, tocca cominciare a imparare a spiccioccare, a scrivere e a questionare, o meglio sul contrario, a questionare e a scrivere con questa lingua in solo. Adesso la lingua del nonno, adesso il nonno. Con questa lingua in solo, in modo che non agati tua lingua che vede fuori, disconnotta. Deve essere cosa in solo. Certo, se non che cosa troppo allena e uno non si riconosce di esatto, è proprio ecco, però tu hai fuori del sul mercato, che in una maniera, poi tanara sa, chi ne tu compra da. Ma te potevi fare per creare questo mercato? Poi fai, poi c'è una maniera di fare comprare queste cose da sa gente. Che ne finanziamento, poi fai questo che hai fatto tu, poi non hai. Questo è un sacrificio che si fa, di gente appassionata, come ti vuoi essere, che scrive non ti riporta nulla che guadagna o non guadagna. Anzi, questo ben poi si tagliamo che è poco così. Però, avendo un libro usato è più difficile mela. E te si vuoi fare, non scio. Tocca da portare su usato, ma in scuola. Non c'è altra cosa da fare. E sa impari con suo deve essere un vocabolario, poi deve essere un contigedo, no? Poi deve essere una commedietta. Mancare da comprare a scuola. Non è che tu devi comprare su maestro che anda ad insegnare. Certo. E imparai su sardo, puoi scrivere cose su social media. Questa può essere una ruga. Un po' a topi ai giovani su mancai. Cominciai a scrivere queste cose, mancai in linea pure, portai queste cose ai sprus giovani.
si può fare, può essere che aiuti. Ci fonti certo logos, anche due anche due già è obbligo di scrivere in lingua sarda. Penso che sia una cosa buona, una cosa bella. Poi, dopo poligio medes che scritti e non conosce né regole né nulla, dunque, ma proprio le cose più elementari, quando uno scrive e non distingue l'articolo dal suo sostantivo, molte cose sono che E chi da sa sbisi in italiano non la sai, questo ignorante. Però in sardo ci passa tutto. non ci puoi passare tutto. No, tu sciu, però nessuno ci descrivi bene. Questa grammatica vale, posso italiano e vale posso usare certo. sempre. Certo. Bene, Deo ti torno grazie a Giampaolo, se sono arrivato a Saccabu. Una premonizione all'esto di Aici su sardo? Su tempo venitore alla Sparesse o ci resta ancora? Spero che sia usato bio, non usato molto. Va bene, grazie a me da Giampaolo e Deo Dongus a linea, Filippo Salaris, posa lezioni de cinema. Bene, tornauso a lezioni di cinema in sadru, sì, poi da stesso facendo in sadru queste lezioni, e dunque grazie a queste lezioni, io spero, nos sperauso, poi questa trasmissione è comunicandi, che vosaltros arrannescesi a comunicare su chi tenesi in conca, voi e noi, grazie a su video, e mancai se la pratica che tu fatesi in sadru. Poi su sadru è una lingua che potete imparare po' d'ogni cosa, d'ogni di, e poi fai cose belle come su cinema. Poi questo puro è un atti che noi potevamo imparare a contare cose nostre. Si sta sulla sausa, su trotta, questione di panoramica, carrellata, che fu in movimento su de camera. E io su questionavo de san misturo del movimento su de camera, commenti su movimento potessi panoramica, potessi carrellata, e quando ho misturato su questo movimento su tenevo su traveling, quando si muove da una parte all'altra della telecamera, viaggiata a intro del suo mondo diegetico dei personaggi. Però ci fu altri movimenti, ci fu combinazioni. Se indinaro qualcuno mi segnao e ci non sbaglio. Uno che conta da dietro su questo effetto vertigo. Lo conoscesi su film Vertigo? Lo conoscesi? Alfred Hitchcock, se don gusta aiuto. Non lo conoscesi? Vertigo è la donna che visse due volte. In italiano è tradusio che poteva suonare 10 alla donna che visse due volte, ma via da Vertigo. Poi su personaggio principale ti mia da quando via in atto e vede delle cose che si muovienta in maniera particolare. Esti questo effetto Vertigo. Quando si muove di sa camera e no, so che castiaso tenevo questa sensazione, questo sentito che sul mondo mega da mancai. Le cose si muovono in una maniera particolare che non è reale. Come ti è fatto questo effetto vertigo? Lo vedete voi in suo film L'Odio, questa traduzione in italiano, sto film francese. Pieso, si fa di 10. Sta camera si muove, mancai di enantisi, e in suo proprio momento, su zoom, si muove a goa. E ci teniamo su questa sensazione che su mondo mega da cambiare. Su fondo cambia e su personaggio parla di proprio ticco per un mano. Non si può andare con suo carrello di enantisi e tornare a goa con su zoom. A volte si fa proprio a suo contrario. Con su zoom andavo su denanti e con suo carrello andavo su a goa. Sempre effetto vertigo esti, da una parte o dell'altra. Dunque non sbagliavo. Altro movimento che potevo fare esti il movimento su a mano, questa camera a mano, quando muovevo questa camera sempre perché c'è si muove. Certo su esti che ci funti strumenti, ci funti ainas che si aiutano a imparare questa camera che fai troppo errori, si muovendo tutto, non si comprende di nulla. E questa camera a mano è imparata meda. Dobbiesi in film di polizia, quando tutto si muove, questa situazione è strumentata e dunque questi personaggi sono tenti funti pigauso di questa situazione, di queste azioni.
e questo movimento aiuta a entrare a intro delle sezioni. E sa camera a mano però da poter fare pure con su che si narra da Steadicam, che è stata imparata meda in film vo fai più stabili sa camera e ci non si muovi e c'è più facile a muovi sa camera che è un movimento troppo strano che non aiuta a chi ne castiandi a comprendere bene il mega da succede. Altro movimento che volevo fare è su camera car, i test su camera car. Non si può supporre una camera a pizzo di una macchina. La volevo supporre di enantisi castiandi ai personaggi che ci funti a intro dessa macchina, magari questionata, potrebbe essere un personaggio scetti, o da poter supporre a intro dessa macchina e castiai di enantisi. Sa strada che corridi quando sa macchina si muove. Sempre camera car esti. È una specie di carrello, però non c'è su binario. È sa macchina che si muove. Si posso dire già ogni carrello che va in noi esti grazie a una specie di camera car, poi c'è una macchina che si muove, c'è qualcuno, un macchinista che da guida e c'è operatori a pizzo che muove questa camera per sui srevidi. Fare su zoom, fare di altro movimento su. E questo sovvienta il movimento su de camera. Chi funti bello su, possono essere bello su, chi no, chi funti leggio su, nemo su due bolli di castiai. Non si può però muovi questa camera con menti o peso. E poi si narra questo. Si narra alcuna cosa. Piano sequenza che narra questa cosa. Prano sequenzia, momenti bolesi. O long take, si narra alcuna cosa. No ancora? E non si può spiegare alcuna cosa de bruso a pizzo su. Dessa inquadratura, dessa scena e dessa sequenzia. Vedo ho scritto. Testi si inquadratura de usonau est su spazio che c'esti sul logo inquadrato dessa camera. E tessa scena invece sa scena esti frommata des inquadraturas che io subio. E tenne di gusto particolare. Una scena di una scetti, un logo scetti, un tempo scetti e un'azione scetti. Quando cambia sul logo, su tempo, su stazione, cambia da sta scena e non su sta sceneggiatura, dubito su scritto bene. S'altra cosa invece esti sa sequenzia. Sa sequenzia è una combinazione di scene che contano una parte scetti che vinidi del suo conto che si sono narrando su film. Potete essere tutto un conto, commenti è stata fatta sa rapina a sa banca, a Ici. Tutto sa rapina a sa banca è una sequenzia. E entro ci funti scenas, poi ti cambia da sul logo, ma che abbia su sa polizia, ma che abbia su questo che funti furendi cose in sa banca, e questo funti scenas. E si quadratura devo suonare funti parti dei scenas. E questa maniera, grazie a che noi riusciamo a contare su conto, che volevo a mostrare con su film. Ma i testi, tu mi sai, ma i testi su brano sequenzia dunque. No, su contavo su grazie a questo. Tutta sa sequenzia, potete suonare, sa rapina a sa banca, rapina d'orsi e tutto, però è tavadeus. Non sta causa mai sa camera. Sa camera è sempre a lutta. Non ci funti inquadratura sa che cambia, però sa camera non si frimma mai. Mai. Siga su tutta sa scena, tutto in scena, tutta sa sequenzia, finza a sa cabo. Invece sì, ita succede con su long take, è un'inquadratura lunga. Come ti narra su nome, long take, inquadratura lunga. Sa camera non si frimmata, però sa sequenzia non accabata. Su conto non è spacciato, su conto di questa parte dessa narrazione, non è spacciato. Sigili, però sa inquadratura è lunga, sa scena è lunga, funti ancora filmendi e sa camera non staccata mai. Questa è la differenza tra sa su brano sequenzia e sul long take. I punti differenti sì. Posso dare un long take e non te un brano sequenzia. Posso dare un brano sequenzia e esti a su proprio un long take. Poi ogni brano sequenzia esti un long take. Non so che mi sono spiegato. E hanno fatto film svoro in brano sequenzia, senti naro gallincuno.
Noda alla gola, roba, adesso in inglese, di Alfred Hitchcock, mancai hanno fatto 10 minuti su 10 minuti su 10 minuti, però varridi a suo proprio, grazie a alcun effetto, sempre un brano sequenzia, dedotto su film. C'è sti Birdman, che hanno fatto De Vago, desibio mancai. C'è sti L'arca russa di Shokurov, è un film bello, particolare, e sti a pizzo su questa storia della Russia. Sappo già contato troppo, pigai questo film se che stai poi ta vunti bellus e sa mostrata come ti su cinema esti un atti che tu gira esti sempre bella e sa mostrata maniera differenti si può bissu molto. Adioso.